Possiamo iniziare allora. Buonissima giornata a tutti quanti. È un piacere poter ospitare qui Luigi Casanova, che è l'autore di diverse pubblicazioni, diversi articoli legati alle politiche per la montagna e la tutela della montagna in particolar modo, tra cui anche quello che vogliamo presentare qui oggi in Consiglio regionale, che è Milano Cortina 2026, Ombre sulla neve, il libro bianco delle Olimpiadi invernali per il rispetto della montagna contro cemento, speculazioni e sprechi. È un libro molto interessante, un libro che dà uno spaccato prima dell'evento di Milano Cortina 2026 di quello che è accaduto proprio in questi anni, di richiesta decisa da parte dei cittadini della volontà di compartecipare alle decisioni legate alle politiche montane della politica da parte delle istituzioni e di compartecipare anche nelle scelte e in tutti i passaggi di controllo legati ai grandi eventi, cominciando finalmente a mettere in discussione quella che è la strategia fino ad oggi adottata di calare dall'alto le scelte e di sottovalutare e bypassare alcuni importanti passaggi rispetto alla tutela ambientale e all'equilibrio in relazione ad un'economia che non può e non deve reggere quella di montagna esclusivamente sui grandi eventi, ma deve costruirsi in relazione agli eventi, ai cambiamenti e alle crisi climatica oggi in atto. Quest'oggi appunto con Luigi Casanova, che appunto è viene definito custode forestale nelle valli di Fiemme e Fassa, abbiamo la possibilità di ragionare in questa logica che è interregionale e che ci consente di parlare del tema Milano Cortina 2026, ma in predisposizione a che cosa? All'alternativa politica, istituzionale e pratica economica che desideriamo condividere insieme con i cittadini non soltanto ampezzani, ma di tutte le aree montane, della nostra regione, del nostro arco alpino e evidentemente anche appenninico, con un'evoluzione che davvero stia al passo con i tempi e al passo anche con le opportunità economiche che ci vengono date, che ci vengono stimolate proprio dai cambiamenti che stiamo vedendo da un punto di vista climatico. E quindi inizio con una domanda che di solito che mi ha sempre un po' stuzzicato, no? Ma perché, Luigi, hai deciso di parlare, di scrivere un libro sul tema appunto Milano Cortina 2026 e da dove è nata questa esigenza di mettere nero su bianco le conoscenze che hai acquisito insieme con tutti gli ecoattivisti, gli ambientalisti e i cittadini che si stanno impegnando su questo tema? Bene, intanto grazie della vostra presenza, un grazie particolare alla consigliera Cristina Guarda per l'occasione che viene offerta di questo confronto sulle prossime Olimpiadi. Bene, perché il libro? Io sono stato 17 anni vicepresidente della CIPRA, della Commissione internazionale per la protezione delle Alpi. Da 30 e più anni CIPRA lascia un'affermazione categorica: le Alpi non possono ospitare questi grandi eventi, gli eventi delle Olimpiadi o i campionati del mondo, per due motivazioni. Il primo, la fragilità ambientale del nostro territorio, e il secondo, altrettanto importante, la fragilità sociale delle popolazioni che vivono nelle montagne delle Alpi. E allora mi sono detto: ma è possibile che l'ambientalismo debba essere sempre portato ad avere posizioni tanto radicali? E allora ho detto: qual è il modo migliore per valutare questo? Raccogliere più informazioni possibile sul prossimo evento e raccoglierle in tempi utili affinché il mondo istituzionale e politico possa riflettere. Ecco allora che mi sono messo di buon puntiglio e ho raccolto quello che veniva pubblicato, ho provato a scuotere le sale dei comuni o delle province autonome interessate o delle regioni, cosa molto ardua da farsi per un cittadino normale, e ho trovato un grande aiuto, un grande sostegno, anzi determinante, altrimenti il libro non sarebbe maturato, nei comitati locali. Allora noi abbiamo sulle Alpi una forza straordinaria. Parliamo della Valtellina,
parliamo della città di Milano, parliamo del Cadore e di Cortina d'Ampezzo, ma parliamo anche del Trentino e dell'Alto Adige, della Valpusteria. È stato grazie all'azione di pressione di questi comitati che ho potuto raccogliere molte informazioni che altrimenti non sarebbero uscite e che ancora oggi una buona parte della stampa nazionale è pigra nel pubblicare o nell'investigare. Ottimo, e allora partirei da questo, insomma anche qui sono presenti i rappresentanti di Mountain Wilderness e di Italia Nostra che si sono impegnati e hanno condiviso con te questo percorso. La cosa interessante di questo libro è che appunto parte da un'affermazione che è l'affermazione che negli anni scorsi capeggiava su tutti i quotidiani regionali e anche nazionali, cioè che queste Olimpiadi sarebbero state a costo zero. A distanza di qualche anno abbiamo visto che praticamente tra i fondi regionali, nazionali, provinciali e anche comunali messi dalle diverse istituzioni che sono prese in ballo sono quasi più di 5 miliardi quelli che sono stati messi intanto per ora sul piatto per gestire questo grande evento. E quindi partirei da questa affermazione per chiederti come all'interno del libro hai cercato di sviluppare e che cosa può interessare poi al cittadino o al politico che si approccia a questo tema, cosa può interessare per riuscire l'informazione utile perché può eventualmente cominciare a carpire dalle tue parole e dal libro. Ecco, avessi qui a fianco a me il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, ancora oggi affermerebbe che queste sono Olimpiadi a costo zero. Ma Malagò usa un trucco tipico dell'italianità. Lui dice la gestione dell'evento, cioè quei 20 giorni dove matureranno le gare sia delle Olimpiadi che le successive Paralimpiadi. Si tratta di 1.350 milioni, così suddivisi. 500 milioni li offre il CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, 350 milioni vengono raccolti dalle regioni che partecipano all'evento e dalle 2 province autonome, e la cifra mancante sarà raccolta dai diritti televisivi e da sponsorizzazioni che stanno arrivando. Quindi quel 1.350 fino a un certo punto comunque possiamo ancora parlare di Olimpiadi a costo zero, ma l'Italia ha sempre un vizio. Quando arrivano questi grandi eventi non solo sportivi si aggiunge, e cosa si aggiungono? Si aggiungono strade, si aggiungono rifacimenti di hall di aeroporti, pensiamo al Catullo di Verona, si aggiungono tratte ferroviarie che magari queste noi ambientalisti possiamo anche valutare in maniera molto positiva. Quindi abbiamo una sommatoria straordinaria che ci ha portato a questa cifra di 5 miliardi e 300 milioni. E come è stata calcolata? Perché ho qualche amico anche del bellunese che mi dice: guarda Luigi, che abbiamo superato di gran lunga gli 8 miliardi. E allora gli dico: Diego Cason, sociologo di Belluno, no? E dico: guarda Diego, io mi attengo ai documenti istituzionali, quindi ai documenti che escono dal Ministero, dal Consiglio dei Ministri, alle finanziarie annuali del nostro Stato e agli stanziamenti delle regioni e delle province autonome. Quindi le cifre che sono riportate lì, che sono ancora sottodimensionate perché il libro è stato stampato nel novembre del 2022, fanno riferimento solo a quanto è già previsto dagli organismi istituzionali del nostro Paese. E quindi ci dà un'immagine di quella che è lo sforzo che invece, ecco, in termini economici avremmo desiderato che venissero spesi per esempio per altre iniziative, così come per esempio il CIO suggerisce per esempio alla Regione del Veneto per quanto riguarda la pista da bob in una delle lettere inviate proprio al Presidente Zaia, dicendo di valutare opportunamente se questi fondi non fossero magari più utili per altre necessità della cittadinanza veneta italiana. Detto questo, passerei a un'altra parte molto delicata. Tu parlavi prima nella tua risposta di tutte le opere che vengono messe in rete attorno alle Olimpiadi e che vengono giustificate
come dire, il successo delle Olimpiadi. Sì, sono strade, sono collegamenti ferroviari come per esempio quello tra l'aeroporto di Venezia e la stazione, che verrà fatto sottoterra, interrato con una spesa abnorme in una zona di laguna, per cui un tunnel in una zona lagunare con notevoli criticità da un punto di vista proprio operativo. Però ecco, accanto a tutti questi ci sono anche degli altri progetti che sono legati invece ad un'industria economica che viene interpretata come unica strategia per il rilancio della montagna, che è quella per esempio dello sci e degli sport su neve. E quindi nel tuo libro parli anche del famoso carosello delle Dolomiti e a questa strategia utilizzata dalla Regione del Veneto per promuovere una sorta di mobilità alternativa che in realtà è figlia di scelte rivolte non all'implementazione di un'alternativa economica per la montagna, ma della continuità con quello che è stato fatto fino ad oggi per dare opportunità lavorative in epoca appunto invernale. Quindi ti chiedo se hai piacere di fare un cenno su questo tipo di progettualità che tu vedi, come le vedi in relazione alle Olimpiadi, come le vedi in relazione allo sfruttamento o all'evoluzione ulteriore della montagna. Ecco, ti ringrazio per questa domanda, in quanto è la domanda strategica che è inserita all'interno del dossier di candidatura. Se i miei colleghi giornalisti qui presenti rileggono il dossier di candidatura, troveranno ripetuta questa frase della lotta allo spopolamento delle nostre montagne. Allora, ritornando alla domanda della consigliera regionale, io mi chiedo, in questo periodo di cambiamenti climatici così drastici, così veloci, se ha ancora senso investire nell'industria dello sci. Allora, cosa si prevede solo nel Veneto attraverso un progetto di partenariato pubblico-privato sostenuto da Superski Dolomiti e avallato con fondi pubblici sia dalla Regione Veneto che dal Ministero? È sufficiente leggersi il decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni dell'8 settembre 2023. Che senso ha che il governo stanzi 33 milioni per questi 3 collegamenti: Cortina Valbadia, Cortina Arabba, Cortina Montecivetta? Tenete presente che oltre allo stanziamento governativo ci sono gli stanziamenti della provincia autonoma di Bolzano per quanto di sua competenza e della regione Veneto. Allora, che senso ha oggi spendere quantità di denaro così consistenti quando abbiamo la terra bellunese in una sofferenza ormai quasi irreversibile? Non è forse il caso di ripensare l'intero territorio del bellunese, non solo alla tratta Longarone-Cortina d'Ampezzo, ma vedere come possiamo veramente incidere nella lotta allo spopolamento della montagna e a una rilettura complessiva dell'economia della montagna veneta. Ecco, questa era la domanda alla quale avrebbero dovuto rispondere con fatti concreti all'interno delle decisioni, non andare a costruire collegamenti sciistici. Guardate, non è tanto una funivia in più o una seggiovia in più che disturba noi ambientalisti, certo che ci disturba, ma non è quello il problema vero e proprio. È quanto succede dopo, nell'arco dai 5 ai 10 anni, attorno a un nuovo collegamento sciistico. Praticamente andiamo a portare l'urbanizzazione in alta quota. Pensate, a Passo Giau comincio a costruire degli alberghi, a raddoppiare la ricettività di quello che è esistente. Andiamo poi dentro nella Val Fiorentina, insomma qualcuno di voi la conosce, si va verso il Monte Pelmo e andiamo a stracciare una zona di un valore archeologico e naturalistico straordinaria, di valore internazionale. Ma allora che senso ha mantenere in piedi la Fondazione Dolomiti UNESCO quando possiamo quando ci viene autorizzato un intervento tanto pesante? E poi un nuovo collegamento sciistico presuppone bacini di innevamento artificiali, prelievi di acqua, costi energetici ulteriori, cioè tutto l'esatto contrario di quanto ci chiedono di fare i cambiamenti climatici in atto. Il segretario generale dell'ONU nel dicembre del 2022
poi ripreso dal Parlamento dell'Unione Europea, ci invita entro il 2030 a istituire il 30% di aree protette nel nostro territorio, cioè di tutti i Paesi membri. Bene, in Italia siamo solo al 10% di aree protette. Non è forse il caso, non si poteva prevedere già da subito l'istituzione di parchi che vengono sollecitati dalle popolazioni locali ormai anche da decenni? Pensiamo al parco del Centro Cadore per quanto riguarda noi, o pensiamo al parco di Nosconfin su Sassolungo per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano. Ecco, e attorno ai parchi, a un nuovo valore, a una nuova identità dei parchi, costruire un modello di sviluppo che non si fermi solo all'interno del territorio delle aree protette, ma che sappia portare i vantaggi, specialmente del mondo del lavoro, del mondo della ricerca scientifica, dell'innovazione, anche all'esterno di questi ambiti. L'ultima cosa, Cristina, riguardo il bisogno delle nostre montagne. Le nostre montagne, nonostante Vaia, nonostante il Bostrico, sono ancora straordinariamente ricche di beni comuni. Pensate, siamo la riserva d'acqua di tutta la pianura padana e delle grandi città della pianura padana. Siamo la riserva della cattura di CO2 grazie alle nostre martoriate foreste. Siamo una riserva ricreativa e paesaggistica straordinaria. Allora, perché non cominciamo con l'aiuto degli ambiti universitari delle città ad andare a investire su questi beni e a migliorarne anche l'essenza? Una delle cose che abbiamo provato a fare nel Trentino, è funzionata fino a 4 anni fa, poi è cambiato il governo, non funziona più. Abbiamo portato all'interno delle aree protette provinciali, dei SIC e delle ZPS, il concetto di conservazione attiva del territorio. Cosa significa? Che la natura muta, a prescindere dai cambiamenti climatici. Allora, se noi vogliamo mantenere dei profili di biodiversità importanti, strategici, che abbiamo all'interno del territorio dolomitico e delle Alpi, nel loro insieme, dobbiamo anche aiutare la natura, non con un intervento invasivo, ma con un intervento studiato, mirato, con dei piani di gestione per conservare questo bene della biodiversità. L'altro grande bene che viene sempre sottostimato è quello del valore dei suoli, della fertilità dei suoli. Bene, con quello che è avvenuto con Vaia e adesso con l'attacco così massiccio del Bostrico, noi abbiamo un dovere maggiore di ieri nell'investire, nel mantenere la fertilità dei suoli dell'alta montagna. Altrimenti, quando piangiamo per le alluvioni dell'Emilia Romagna o di altre realtà, è un pianto di coccodrillo che non ci porta vantaggio, è un piangersi addosso, e invece la montagna può offrirci occasione di lavoro sia nel profilo scientifico che nel profilo manuale molto molto elevate. Dobbiamo proprio cambiare, invertire la tendenza attuale. Ti ringrazio Luigi, che ovviamente questa è una riflessione che apre a tutti i lavori che le associazioni e anche i cittadini attivi, sia come dire, professionisti nell'ambito appunto della montagna che non, nell'andare a pensare alle alternative e alle strategie alternative per fare in modo che sia i servizi vengano garantiti che anche le possibilità di realizzazione professionale vengano garantite all'interno della montagna. Per cui penso alle recenti manifestazioni, insieme alle associazioni che ho citato prima, c'erano realtà come Outdoor Manifesto o Save Our Winter, eccetera, che si sono proprio, Protect Our Winter, chiedo scusa, che si sono proprio dedicate e hanno dato come anche propria matrice di impegno di cittadinanza attiva la ricerca di strategie di connessione per proporre alle proprie comunità, alle comunità in cui abitano, le alternative professionali e le alternative di realizzazione all'interno della montagna. Per cui la politica deve sicuramente mettersi accanto a queste piuttosto che appunto andare a pensare esclusivamente a grandi strategie con grandi opere che poi alla fin fine non riescono a servire le comunità intere. Una cosa che ti volevo domandare è, capeggia anche sui molti giornali in queste settimane, il problema bellunese del trasporto pubblico, no?
è un tema che ovviamente noi colleghiamo anche alle Olimpiadi, perché nel nostro pensiero diciamo ecologista, ma come dire come amministratori pubblici avremmo sperato che, se le Olimpiadi dovevano essere sostenibili economicamente, socialmente e ambientalmente, le istituzioni che dovevano farle dovevano perlomeno pensare a un sistema appunto di trasporto, di rigenerazione del trasporto delle province interessate a questo grande evento. E proprio nella giornata di oggi sono 50 le corse che sono saltate nel Bellunese a causa del disservizio creato dalla carenza di investimento in questo servizio pubblico del trasporto pubblico del Bellunese, con una provincia che ha chiesto alla regione una compartecipazione di 6 milioni di euro che gli sono stati negati. E quindi oggi si manifesta evidentemente un problema che, se nelle altre province esiste, e esiste anche nelle altre regioni, nelle zone di montagna ancora di più si manifesta in una maniera davvero decisiva, creando ancora più difficoltà da un punto di vista economico e sociale alle persone nel poter continuare a scegliere di vivere nelle proprie comunità. E quindi nel libro affronti anche un tema legato alla mobilità e alla viabilità del Cadore, e volevo chiederti se ci potevi dare un accenno, giusto per incuriosirci poi dopo la lettura. Ecco, il problema della mobilità del Bellunese è ormai affrontato da più di 30 anni da un gruppo che raccoglie diverse associazioni sia nazionali che locali in tutto il Cadore. Si chiama Per Altre Strade, non a caso, è nato su sollecitazione di Alessandro Langer, un politico che non dobbiamo mai dimenticare, ma che ha lasciato un'impronta culturale e sociale molto forte su tutti noi. Bene, questo gruppo di persone, di cittadini attivi, sono 30 anni che chiede alla Regione Veneto e alla provincia di Belluno una pianificazione condivisa, ovviamente quindi con una partecipazione attiva di tutti i soggetti economici e sociali che operano sui territori, di come fare a dare una soluzione al tema della mobilità e quindi a offrire un servizio essenziale alle popolazioni che specialmente vivono a nord della cittadina di Belluno. Bene, non abbiamo mai avuto risposta, questo è una grave. E cosa si sta spendendo in vista delle Olimpiadi? Quasi 500 milioni di euro per la tangenziale e per la circonvallazione di Longarone. 380-390 milioni per una circonvallazione di Cortina d'Ampezzo, altre centinaia di milioni per circonvallazioni che magari anche condividiamo, Tai di Cadore, ad esempio Venas, mentre non condividiamo quella di San Vito di Cadore. Quindi noi non siamo il partito del no come veniamo descritti, noi pretendiamo come cittadini pretendiamo di aprire un confronto con le istituzioni, quindi arrivare a discutere insieme i pro e i contro di una scelta. Pensiamo alla ferrovia. All'interno del piano di gestione di Dolomiti UNESCO, vecchio del 2017, rimasto nel cassetto della Fondazione, causa per responsabilità solo politiche, non dei dipendenti della Fondazione, bene, c'è l'idea entro il 2040 di completare l'anello ferroviario delle Dolomiti. Cosa significa? Il collegamento Primolano-Feltre, il collegamento Calalzo di Cadore-Dobbiaco e a quel punto ovviamente la modernizzazione della tratta Feltre-Calalzo, e a quel punto abbiamo offerto anche ai nostri ospiti, ma specialmente a chi abita all'interno delle valli, un servizio efficiente. Attorno alla rigidità di una linea ferroviaria o della strada che porta a Cortina si dovrebbe costruire tutto un sistema di mobilità, probabilmente anche misto privato-pubblico. Non vedo perché debba essere sempre il pubblico. Andiamo a copiare quello che succede in Carinzia o che succede nella Stria, insomma parlando oltre Alpe. Allora andiamo anche a copiare questi esempi e portiamoli all'interno del nostro territorio. Un'altra domanda che mi viene fatta: ma perché le proposte di voi ambientalisti non vengono mai raccolte?
È una domanda strategica, perché se io sono un politico e penso alle elezioni di 5 anni dopo, è molto più facile per me proporre €500 miliardi di spesa nella circonvallazione di Longarone. Prima o dopo arrivano i piloni, prima o dopo si vedono le ruspe lavorare, e quindi ho dato l'immagine di aver investito in nuovo lavoro sul territorio. La pianificazione che abbiamo in mente noi ambientalisti, tenendo sempre presente il tema dei cambiamenti climatici in atto, è invece estremamente complessa da attuare, perché presuppone un percorso partecipativo estremamente ampio, presuppone una politica capace di fare sintesi di quanto raccoglie sui territori, e poi cominciare ad applicare non un'opera sola, ma tante decine e decine di opere che non hanno quell'impatto elettorale che può avere una tangenziale tanto costosa. Ecco perché noi ambientalisti non veniamo raccolti, perché portiamo una proposta di società estremamente complessa, estremamente articolata, e avremo anche una pretesa che nel costruire questa politica i cittadini diventino protagonisti. Non è faticoso il percorso della partecipazione. Io da vicepresidente di Cipra ho frequentato la Germania, ho frequentato l'Austria, la Svizzera. Io vi assicuro che anche componenti politiche di destra si presentano con un programma politico alle elezioni del loro comune o del land, e poi quando cominciano o quando si è in prossimità dell'avviare una determinata opera aprono il confronto con la popolazione, e quel progetto cambia anche radicalmente grazie all'apporto dei cittadini. Ma sono cittadini che intanto hanno assunto una fiducia nei confronti delle istituzioni, sono stati formati autonomamente per poter sostenere questo percorso partecipativo, e sanno che le loro idee non vengono messe nel cassetto come è accaduto con il piano di gestione dei Dolomiti UNESCO. L'ultima cosa sulle ferrovie, perché è importante. Il Trentino spenderà 60 milioni di euro nell'elettrificazione della ferrovia da Trento a Borgo Valsugana. Visto che il governo del Trentino è identico per timbro a quello del Veneto, non era possibile pensare da subito il potenziamento dell'intera linea della Valsugana da Trento fino a Venezia? È possibile che si impieghi, partendo da Trento, 3 ore per arrivare a Venezia, con cambi dei treni, con tutti i disagi che ci sono, e che nessuno dei politici attualmente al governo abbia pensato di offrire un servizio tanto importante verso una città strategica? È evidente che dopo si arriva in macchina a Venezia, siamo quasi costretti ad arrivarci in macchina. Bene, allora ecco un esempio dove si poteva spendere, si poteva offrire lavoro per diversi anni, investendo ad esempio in questa ferrovia o nell'anello turistico delle Dolomiti. Grazie infinite, perché ci ha dato uno spaccato davvero molto completo e complesso, però entusiasmante. Una reazione a quello che hai detto è siccome essenzialmente le decisioni le abbiamo viste e vengono sempre prese all'ultimo minuto, è ovvio che la partecipazione è un ostacolo per chi richiede del tempo. E così come è successo anche sulle Olimpiadi, con il commissariamento di opere evidentemente strategiche per le Olimpiadi, ma appunto commissariate perché in evidente ritardo rispetto alle pianificazioni fatte in precedenza. E quindi ti chiedo di fare un passo indietro e di ritornare a parlarci di Olimpiadi, chiedendoti quali sono o qual è, dal tuo punto di vista, l'errore che poi hai analizzato magari anche all'interno di questo libro, dal tuo punto di vista più evidente rispetto al rapporto delle istituzioni nella pianificazione di queste Olimpiadi. L'errore più evidente riguarda l'altra frase strategica che utilizza Giovanni Malagò, quello della sostenibilità dell'evento. La sostenibilità va misurata in modo scientifico. Qual era lo strumento dell'Unione Europea e della legge italiana del 2006 per misurare
l'eventuale sostenibilità di un evento simile. Affrontare da subito, dal 2019, il procedimento della VAS. Non è complesso, ma presuppone una fatica politica, perché per costruire una VAS devo rendere pubblici i progetti o le idee del progetto, devo anche valutare l'opzione zero. Pensate alla pista di bob di Cortina o al villaggio olimpico di Cortina, ma se nel 2021 abbiamo ospitato i campionati mondiali di sci alpino sia maschile e femminile, perché oggi dobbiamo costruire un villaggio olimpico a Cortina? E perché devo distruggere la piana di Fiames quando invece dispongo del villaggio ex Eni a Borca di Cadore e magari poi posso riconvertirlo in un uso sociale estremamente importante per quell'area del Bellunese? Ecco, se noi avessimo affrontato una VAS, ci saremmo trovati a un confronto con le organizzazioni imprenditoriali, con il mondo del sindacato, con l'associazionismo del volontariato. Queste idee venivano sicuramente evidenziate e il decisore politico aveva un metro diverso per decidere cosa fare e specialmente cosa non fare su questi territori. Non aver affrontato la VAS o averla umiliata trasferendola solo dopo ricorsi nostri di ambientalisti alla Commissione Ambiente dell'Unione Europea. Ecco, aver umiliato l'istituto della VAS e averla ridotta ad ambito regionale o del Veneto o della Lombardia con un apporto partecipativo praticamente nullo è la demolizione definitiva della sostenibilità di questo evento olimpico. Ecco allora che aveva ragione la Cipra 30 anni fa. Ma perché le popolazioni della Svizzera, della Francia, della Catalogna l'altro giorno, dell'Austria vengono portate a un referendum decisionale, Olimpiadi sì, Olimpiadi no, e in Italia questo referendum non lo si può fare? Pensate che c'è stato vietato perfino il referendum su un'opera fra virgolette minimale, non dal punto di vista dell'impatto, perché avrebbe distrutto la piana prativa di Bormio, la tangenziale di Bormio. Bene, la sindaca locale, nonostante la raccolta di oltre 5.000 firme, ha impedito lo svolgersi del referendum e la costruzione di questa eventuale tangenziale sarà rinviata a dopo le Olimpiadi, cioè mai. Questo è un altro dei successi che abbiamo portato a casa. Ma perché in Italia non riusciamo più a fare referendum consultivi e decisionali così importanti? Perché non modifichiamo l'istituto del referendum e come è in Svizzera, chi va a votare ha diritto di scegliere e chi sta a casa sia tolto il diritto di partecipare? Perché dobbiamo avere questo quorum che praticamente svilisce l'istituto della democrazia? Ecco, ma ritorniamo alla questione della VAS. A noi cittadini, a tutta la società italiana è stata impedita la possibilità di valutare la sostenibilità o meno del prossimo evento olimpico. Grazie infinite di questo particolare approfondimento. Un'ultima domanda ti vorrei fare, che è la seguente. In fondo al libro tu parli di un principio che io ritengo molto importante, cioè che quello per cui ambiente e sport possono condividere il percorso e la strada insieme, perché se no da queste contestazioni legate non agli sport quanto al metodo politico utilizzato per gestire questi grandi eventi sembra che ci sia un contrasto fra chi desidera tutelare un territorio sia in ordine alla conservazione degli habitat ma anche in ordine al contrasto al collasso climatico, perché se io tutelo l'habitat l'IPCC ci dice che ho un beneficio da un punto di vista del contrasto all'aumento delle temperature e all'aumento appunto alla evoluzione verso il collasso climatico, all'involuzione verso il collasso climatico. Ecco che quindi vorrei chiederti come tu interpreti questa alleanza tra sport e ambiente dal tuo punto di vista come sia forestale che come rappresentante di un mondo che ha a che fare con il mondo sportivo della montagna. Bene, io in tutta la mia vita ho praticato lo sport
in particolare il ciclismo e la corsa a piedi. Ovviamente svolgendo il lavoro di custode forestale in tutti gli inverni avevo anche gli sci ai piedi, sia sulle piste che fuori pista. Allora prendiamo solo l'esempio dello sci fuori pista. Io quando ho ai piedi questi sci devo essere responsabile di dove passo, non solo per la mia sicurezza per via delle valanghe, ma anche per il rispetto della fauna selvatica. Quindi non posso passare attraverso l'area di svernamento dei camosci o dove so che c'è una popolazione importante di galli forcelli. Devo avere la capacità di dire no, non passo lì. Quando gli impiantisti, come in questi anni, per sostenere gli accessi estivi alle alte quote, mi costruiscono queste folli piste di discesa di biciclette o invitano gli stessi ciclisti con l'arrampichino a scendere lungo i sentieri della montagna, no, non va bene. Perché non si può andare in bicicletta utilizzando le strade forestali e utilizzando percorsi che intanto sono più sicuri, ma poi non vanno a disturbare l'insieme naturalistico. Il problema delle alte quote è quello della frammentazione. Allora, se io continuo a costruire strade forestali, con la scusa di Vaia ad esempio, se io continuo a costruire sentieri e piste per le biciclette, continuo a costruire bacini di innevamento artificiale per favorire e avere un innevamento sempre più pronto, ecco che vado a svilire lo sport. Possibile che io non possa fare una discesa su una pista con qualche dosso? Io quando ho cominciato a sciare da giovanissimo avevo le piste un dosso dietro l'altro, era favoloso, passavi da un dosso all'altro quasi volando. Adesso questo è impossibile perché sono diventate dei cuscinetti piani, quindi si perde anche il divertimento e il valore dello sci autentico. Bene, è una questione di responsabilità e di cultura. Allora, io al mondo dei forestali, dal quali provengo, e dei carabinieri forestali oggi, invito un'attenzione particolare a costruire formazione, a ritornare sul territorio, a camminare all'interno dei boschi, all'interno dei pascoli di alta quota, incontrare i cittadini e spiegare no, non col formulario delle contravvenzioni, servono anche quelle, ma non è quello fondamentale, a spiegare perché con la bicicletta non puoi passare lì, perché non puoi passare con gli sci attraverso quel vallone o perché a certe piste forestali o strade forestali si deve dire assolutamente no. Ecco, quindi ritorniamo all'origine del corpo forestale dello Stato italiano, quello che un governo precedente ci ha tolto, insomma ci ha tolto un'opportunità di controllo straordinario, senza nulla togliere al lavoro dei carabinieri forestali, perché sono nostri alleati, non sono nostri, insomma, dobbiamo camminare assieme a loro, ma probabilmente un paese come l'Italia, come tutti i paesi del mondo, aveva bisogno di mantenere la specificità del corpo forestale, che è appunto anche formazione di cultura. Ecco, quindi non c'è una contrapposizione ambientalismo contro lo sport, solo che quando si esaspera il mondo dello sport a scapito dell'ambiente naturale, allora nasce il conflitto e in questo momento non c'è nessuno che lo governa. Io ti ringrazio infinitamente per questa condivisione che ha spaziato davvero in ambiti molto molto anche diversi fra loro, ma connessi da un unico pensiero, per cui l'essere umano deve ritornare anzi deve fare in modo di cambiare questa ottica di approccio al territorio, come dire, antropocentrico, ritornando a un principio che sia ecocentrico, perché da qui sta la sopravvivenza della nostra capacità di realizzarci all'interno dei nostri territori e da qui ovviamente sta nella sopravvivenza e nella tutela dei territori in cui noi abbiamo la fortuna di poter abitare, che dobbiamo tutelare e attraverso i quali evidentemente fino ad oggi abbiamo trovato un'opportunità di realizzazione. Per cui io ti ringrazio infinitamente. Se c'è qualcosa che vuoi aggiungere per invitare alla lettura del libro Ombre sulla neve, il palco è tuo, Luigi. Ecco, solo un accenno alla difficoltà
che abbiamo avuto e che ancora oggi abbiamo nel recepire informazioni dalle istituzioni. Abbiamo la Fondazione Milano Cortina e la consorella Infrastrutture Milano Cortina, sono due scatole chiuse impenetrabili. Allora, come ho fatto a raccogliere tutte queste informazioni? Grazie ai comitati territoriali, composti da persone che non si arrendono, che sanno sgomitare e che sono riuscite a sgretolare quel mondo di omertà che abbiamo trovato nei comuni, pensiamo a Cortina d'Ampezzo ma non solo, e che abbiamo trovato nelle regioni e nelle province. Non è un caso, la notizia è passata inosservata. Il 13 settembre le 8 associazioni ambientaliste che hanno costruito il tavolo di confronto con la Fondazione Milano Cortina 2026 hanno avuto l'ultimo incontro e, come nei precedenti, sono uscite estremamente deluse. Praticamente in 2 anni di confronto non sono riuscite a portare a casa una riflessione positiva da parte di Malagò o da parte di Infrastrutture Milano Cortina 2026. Il giorno seguente le 8 associazioni, ve le elenco: il Club Alpino Italiano, il Touring Club Italiano, il WWF, Italia Nostra, Mountain Wilderness, la LIPU, la Pro Natura, mi dimentico l'8ª, ecco, comunque le 8 associazioni più incisive nel panorama politico e sociale d'Italia hanno abbandonato con un severo comunicato il dialogo con la Fondazione Milano Cortina. Perché? Perché non accettano un confronto solo frontale, dove Fondazione e Infrastrutture dicono siamo bravi, stiamo facendo questo, le associazioni dicono ma come affrontiamo il tale problema? Non esiste risposta e quindi le associazioni non potevano continuare ad assistere a un giochetto tanto povero, tanto misero da parte dei dirigenti delle future Olimpiadi italiane e sono state costrette con difficoltà, ve lo assicuro, con una grande sofferenza. Non è stata una scelta scattata all'improvviso, c'è stato un anno di riflessioni per arrivare a questo punto. Bene, tutte insieme hanno abbandonato il tavolo e oggi la Fondazione non può più scrivere a Thomas Bach. Ad aprile abbiamo incontrato le associazioni senza nemmeno condividere i comunicati con le associazioni. Grazie di questa riflessione che è emblematica e che ci dice come evidentemente c'è bisogno di cambiare rotta, cioè i grandi eventi o comunque la pianificazione dei territori non può essere gestita da soli soggetti interessati, ma deve ritornare finalmente in mezzo ai cittadini, deve essere decisa con i cittadini. Quindi auspichiamo che questo libro possa aiutare a comprendere il retroscena e di aiutare anche i politici poi dopo a tirare le somme rispetto al grande evento che ci troveremo ad affrontare tra pochi anni, ma che soprattutto possa guidare le generazioni future di politici affinché non vengano compiuti gli stessi errori e venga ripensato e venga ridato centralità alla partecipazione, non una gestione come dire, al miglior offerente delle questioni che riguardano le politiche pubbliche. Grazie. Ancora una cosa, sì. Domenica 1 ottobre ero a Dobbiaco, all'interno dei colloqui di Dobbiaco, e ho avuto una lunga intervista con la TV pubblica bavarese. Il giornalista era Noy Reuter, il famoso sciatore, medaglia d'oro olimpica e vincitore di 2 gare di Coppa, di 2 gare dei campionati del mondo di sci. Ovviamente ha dovuto ritirarsi perché si è stracciato i legamenti e adesso fa il giornalista. Dopo aver sentito il confronto mio con gli amministratori della provincia di Bolzano, viene e mi fa: ma sapevo che c'erano delle criticità, ma non immaginavo tanto forti. Allora, a questo punto anche noi in Bavaria dobbiamo cominciare a riflettere se avere o meno ancora questi grandi eventi. E mi dice: ma lo sport è troppo importante, come possiamo superare questo aspetto? Lo accenno nella conclusione del libro. Il CIO deve rivedere completamente
l'organizzazione delle Olimpiadi. Basta grandi opere. Perché devo avere a Predazzo una tribuna di 5.500 posti a sedere quando in gare di Coppa del Mondo mi arrivavano 200 persone e dovevano chiudere le scuole per portare i ragazzi a fare un po' di massa? Ecco, questa è la realtà, quindi deve rivedere il sovradimensionamento di tutte le opere e dopo perché non avere il coraggio di dire ogni 4 anni le Olimpiadi si tengono all'interno di quel periodo, le gare di discesa maschile si fanno a Bormio e a Livigno, le gare di hockey si fanno a Francoforte, il patinaggio di velocità lo si fa in Canada, quindi mantenere la periodicità dell'evento olimpico, però le gare si fanno dove ci sono già le strutture idonee e che vengono utilizzate periodicamente anche per questi grandi eventi. Questa è una riflessione che lasciamo al CIO, ma che deve essere affrontata con grande determinazione. Grazie, un'Olimpiade al passo con i tempi, al passo insomma con le sfide che vengono imposte oggi, specie ai territori di montagna. Grazie infinite a Luigi Casanova. Leggete Ombre sulla neve per scoprire i retroscena di queste Olimpiadi che ci troveremo ad affrontare e soprattutto sollecitando e richiedendo e senza retrocedere nella richiesta a una buona partecipazione, perché il CIO ce l'ha detto, una condizione essenziale per lo svolgimento delle Olimpiadi sostenibili è il coinvolgimento della cittadinanza. Recuperiamoci i nostri spazi come cittadini e come istituzioni. Grazie mille.